E mo parlammo di Napoli, che la città t'ho suonata, casa per tutto il mondo, ma sa una cosa banata. Casa per tutto il mondo, ma sa una cosa banata. Napoli sole e mare, e gente sempre felice, ma che sta cartolina, ora sta non lo dice. Ma che sta cartolina, ora sta non lo dice. Ora sta nata a Morra, che viene da lontano, è figlia dove su, e da Sibilla Cumano. È figlia dove suni, e da Sibilla Cumano. E quando era guaglione, io va perché la sa, come non viene da passare, io proprio la data moriare. E quando era guaglione, io va perché la sa, come non viene da passare, io proprio la data moriare. Da Napoli a Foglia, passando Anastasia, con l'Africa mesa gente, e la musica... Gennaro Mastera Pizza, ma quanto è buona la pizza a Napoli? Meglio degli altri posti oppure no? Ma che domanda, ma sicuramente sì, è altamente migliore. È la Tutte le pizzerie? Beh, come già dissi in un'intervista precedente, per me le pizzerie o DOC sono 10, non le nomino perché altrimenti non voglio offendere nessuno, però per me sono 10. Quelle veramente qualificate, le pizzerie di padre in figlio, perché le vere pizzerie napoletane sono quelle dove si tramanda la tradizione di generazione in generazione e quindi là non si può sbagliare. Questa è una cosa fondamentale. Gli ingredienti sono importanti ovviamente. Indubbiamente, gli ingredienti, la qualità degli ingredienti, da dove provengono gli ingredienti, quindi la lievitazione, se è naturale, oppure con un po' di lievito allora dura 12 ore, oppure 24 ore a lievitazione naturale, come si mette la pizza nel forno, ci stanno tante particolarità. Le faccio una domanda, andando a vedere le tasche dei napoletani, Sì. ma quanto dovrebbe costare secondo lei una pizza margherita seduta a Napoli? Facendo una media di quella che è la sua esperienza. Beh, diciamo, considerando che io dove abito, mi compro una pizza e mi la porto a casa, la pago 3 euro, diciamo che in una pizzeria sui 5 euro va bene. Seduto, sì. L'idea è di portare avanti le eccellenze campane, la pizza. E con Gennaro dobbiamo fare solo questo, Le eccellenze le eccellenze campane. quali sono? Parlando di pizza. Parlare di pizza, allora i pomodori, la mozzarella, l'olio, che anche campana l'olio, e poi che c'è di più? Il basilico che è nostro, della campana, tutte le eccellenze campane. Questo è Gennaro Mastera Pizza. Gli ingredienti DOC. Allora, pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana, parmigiano 100% reggiano e olio Evo. Esce un'ottima pizza, e tanto basilico. L'impasto è particolare, l'impasto è un segreto, l'impasto. Ogni pizzaiola ha il suo segreto. Hai visto che ti dicevo io? Quindi non lo possiamo dire, venite qua a provare la pizza e giudicate. Si può fare una pizza che si fa nel centro di Napoli anche, che ne so, a Miami, per esempio, uguale? Come non si può fare? Si può fare. Se vale la pizzeria giusta, col forno a legno giusto, e con la farina giusta e con i prodotti tipici napoletani, Un pizzaiolo giusto. ecco il pizzaiolo giusto che te ne mano a buona. Quante pizze, per esempio, una singola persona è riuscita a mangiare tipo o a pranzo o a cena? 2, 3? 2,5. 2, sì. Anda su tutto uguale, la faccia ti risponde dello stesso ma e nessuno pirata e nessuno migrante, siamo tutti naviganti. Ale, che vado variando, sotto son fuori della mia mano, e ne vado pirata, e ne vado migrante, non sono tutti naviganti. Il Mediterraneo sì, la fortezza che non te ne porta, ad ognuna può campare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai, il Mediterraneo sì.
è uno spettacolo, vedere una pizza del genere con un cornicione soffiato, morbido e con i colori della nostra patria. Questa sì che è una pizza, sinceramente la mangerei in un boccone, solo a vederla. Quanto conta la tradizione? La tradizione conta tanto perché la storia della famiglia e la storia di un locale è la cosa fondamentale. In effetti la tradizione si va a finire proprio con i nostri avi, i nostri nonni, i nostri padri che ci hanno insegnato una cosa bella, la pizza. Santa Maria, è il coraggio di quei marinai, è quel viaggio che non smette mai.